I brindisi e i cori in piazza. A Vittorio Veneto un successo di queste proporzioni al primo turno non se l'aspettava nemmeno la Lega, quasi colta alla sprovvista da quel 56,37% che ha più che doppiato il risultato del centro-sinistra. Una vittoria chiara già poco prima delle 18, quando a 28 sezioni scrutinate su 33 si è avuta la certezza matematica. Toni Miato è il nuovo sindaco e nella sede del Carroccio scatta l'applauso. E dopo la festa, i selfie e notte fonda, quando Miato comincia a pensare a cosa lo attende nella sua prima giornata da sindaco. Ho già un problema col palazzetto dello sport, che è stato occupato contemporaneamente da più squadre con manifestazioni importanti che vanno a coincidere. Domani mattina avrò già quindi il primo problema da risolvere. E poi c'è da pensare alla squadra di governo della città. È importantissimo pensare alla squadra, cosa che ho già fatto. Mi manca solo il chiedere la disponibilità delle persone che ho pensato che dovranno aiutarmi come assessori o anche come consiglieri delegati, perché appunto la nostra città rasenta i 30.000 ma è sotto i 30.000, quindi dovrò accontentarmi di 5 assessori. Assessori che verranno affiancati nella squadra che Miato ha in mente dal team di giovani che lo ha sostenuto nella campagna elettorale. Formeranno delle squadre a supporto degli assessori. Questo mi concederà di poter alleggerire i pochi assessori di tutti i compiti che li graveranno in questa amministrazione, in questa tornata amministrativa, e nello stesso tempo avrei modo di preparare i giovani a un'esperienza quinquennale dove conosceranno le modalità amministrative e ci concederanno fra 5 anni di poter passare il testimone a giovani preparati.